continuazione sulla pillolina dei non detti, perché giustamente Gerardo, che è dall'altro lato della camera, che mi riprende, mi dice: ma io ho paura della reazione che suscita l'altro e che suscito nell'altro se gli dico veramente ciò che penso. Sappi una cosa, che mentre mi riprendi mi stai sentendo, l'altro energeticamente lo sente. So che tu sei molto razionale, scientifico come mentalità, però basta quel wireless. Pensateci, esiste un wireless. Se io sono adesso a Locarno, sto tenendo un corso all'ospedale, mi hanno dato le password e quindi via etere mi connetto alla rete internet senza cavi, perché è scientifico che passano dei dati via wireless. La stessa cosa a livello comunicativo. I non detti passano, si chiama sottotesto in psicologia, passa di più quello che intendo che quello che dico. Ricorda da bambino, la mamma ti chiamava con il nome, ma in base al tono di voce che aveva, l'intenzione che aveva, lo stesso nome ti lasciava intendere cose diverse. Quindi energeticamente una persona sente se non c'è sincerità pieno. Senti la pancia, imparate ad ascoltare la pancia, imparate ad ascoltare il cuore, perché il cuore è molto più intelligente del cervello, ha una vibrazione, queste scienze sono neuroscienze e è fisiologia, il cuore ha una vibrazione di 5.000 volte maggiore rispetto al cervello. Siamo troppo cerebrali, io per prima sono troppo cerebrale, sto imparando a contattare il cuore, perché è contattando il cuore che facciamo un passo oltre, è contattando il cuore e parlando da cuore a cuore che le persone, anche se magari inizialmente possono reagire in un certo modo, poi capiscono che quell'intenzione è positiva. Quindi e ti rispondo, l'intenzione che hai, qual è la tua intenzione nel dire le cose alla persona? Se la tua intenzione è un'intenzione di comunione, di comunicazione, di connessione, quella persona apprezza, magari non subito, nel tempo comunque apprezza, capisce, comprende e si crea un rapporto più forte. Anche perché e lo dico anche a tutti, chi non è giusto che sia nostro, lasciamolo andare, perché nel tempo se noi controlliamo, e ve lo dice chi l'ha fatto spesso, nel tempo tutto ciò che controlliamo prima o poi prende la sua via, quindi non ha senso farci del male e controllare, ha senso lasciare liberi le persone, perché chi è giusto che sia vicino a noi, chi è giusto che condivida il nostro cammino, chi è giusto che ci ami in senso di coppia, in senso di collaborazione, in senso di amicizia, chi è giusto che sia con noi sarà sempre con noi, e io di questo sono più che certa. Io vi lascio con una nuova continuazione, perché continueremo a parlare di comunicazione, mi sa che sarà molto utile per voi. Grazie, ciao.